in collaborazione con... Hai fatto un incidente stradale? Hai subito danni fisici? Rivolgiti allo Studio Velo www.infortunisticavelo.com. Woody, solo tu mi sai scaldare così. Woody Pellet. Chiama il numero 0438 442 195. Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Per la tua casa, Serramenti Longato, produttori di infissi in PVC e alluminio. Ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta e vi ricordo subito il numero telefonico per intervenire 049 82 57 143. Oggi parliamo di immigrati e ci chiediamo ma quanti ancora ne possiamo ospitare nella nostra regione e se arrivano ancora immigrati come li dobbiamo ospitare, che cosa dobbiamo fornire e che cosa poi ci dobbiamo anche aspettare dagli immigrati perché giustamente paese che vai usanza che trovi, questo diventa fondamentale per il rispetto. Il piacere di ospitare in studio con noi Fale della CISL Padova e Rovigo, benvenuto, ben ritrovato. Grazie, buongiorno. Il piacere di ospitare Paola Goisis, prima il Veneto, punto. Benissimo. Giusto, buongiorno così abbiamo chiarito subito tutto e il piacere di ritrovare Piero Ruzzante, consigliere del Partito Democratico in Regione del Veneto, che è venuto a terminare la trasmissione dell'altro giorno. Certo. Possiamo dire così. Allora, nonostante la pioggia, speriamo che tutto quanto possa andare per il meglio e che le previsioni meteo possano essere un po' più clementi e che non succeda nulla di irreparabile. Allora, veniamo alla presenza degli extracomunitari nella nostra regione. Allora, si fa un calcolo, anzi veniamo a quelle insomma, globali. I non comunitari sono 3.874.726 ed è un più per cento rispetto al 2013. L'aumento è stato di 110.000 unità. La nazione maggiormente presente è quella marocchina, poi vengono gli albanesi, i cinesi, gli ucraini e i filippini. Questi paesi rappresentano il 45% del totale. Poi ci sono quelli che fanno i soggiorni per lunghi periodi che sono attualmente 2.174.604 e comunque aggiornati i dati gli stranieri in Italia sono 5.364.000 e di questi il 52% è donna. Che dire, sono tanti, rappresentano un 11-12% della popolazione, rappresentano anche un importante gettito per il nostro paese, per il PIL e molti dicono sì, ok, forse sono troppi, però se se ne andassero o comunque se si bloccasse questo flusso il paese Italia andrebbe a gambe all'aria. Allora è così, Papfal. Allora, intanto grazie dell'invito, poi anche un tema abbastanza rilevante, ultimamente è stato presentato il dossier che fa almeno uno studio abbastanza ampio sulla presenza dei cittadini stranieri. Infatti è in costante crescita, uno magari direbbe nonostante la crisi economica, quindi vediamo che praticamente i cittadini stranieri stanno aumentando. Qui c'è da dire che l'aumento è stato più orientato verso i ricongiungimenti familiari, quindi il diritto all'unità familiare, perché dobbiamo anche tenere fatto di un aspetto importante. Gli cittadini stranieri, se abbiamo visto dei dati che su 5.330.360.000 regolari sul territorio, quasi 2 milioni e mezzo hanno la carta di soggiorno. E 2 milioni e 4 lavorano. E 2 milioni e 4 lavorano. Allora, se teniamo conto di questo aspetto, perché lì c'è da fare una lettura abbastanza importante, quelli che hanno la carta di soggiorno significa minimamente che in Italia sono qui da 5 anni, quindi hanno una certa esperienza, allora masticano sicuramente la lingua italiana, sono persone inserite nel tessuto sociale che abbiano tutti i requisiti per poter portare i familiari. Se teniamo conto da 2 milioni e mezzo, quindi fare un incremento dai dati dell'anno scorso ad oggi che c'è un incremento di 300
330.000 unità è dovuto al fatto che questi sono entrati regolarmente sul territorio, che hanno praticamente tutti i requisiti, dove c'è l'accordo di integrazione previsto per la normativa, anche se lì è un po' discutibile, che bisognerebbe anche rimodularla, rifarla in base alla situazione attuale del Paese. Quindi vuole dire che l'Italia sta arrivando a una presenza di cittadini stranieri inseriti nel tessuto sociale, integrati, e poi piano piano stiamo arrivando anche a una coesione sociale. È ovvio che l'importante è arrivare a una coesione sociale. Facciamo molta fatica, Paolo Agosis. Tra l'altro comunque ci sono 500.000 stranieri disoccupati, quindi hanno perso il lavoro, e anche quelli, insomma, voglio dire, rappresentano comunque un dato importante. Quanti ne possiamo ancora accogliere? Perché Zai ha detto, nella nostra regione rappresentano l'11% della popolazione, sono 514.000, sono aumentati di 27.000 unità, però da questo punto di vista forse bisogna un po' anche capire la qualità del personale che importiamo, come manodopera ad esempio, perché non importiamo sempre dottori, avvocati. Quello è il problema. Sì, anzi credo che la maggior parte appunto degli ospiti non sono certamente né dottori né avvocati, la maggior parte. Sono manovalanza che, vabbè, rischia anche la questione dello sfruttamento, soprattutto al sud o cose del genere. Però anche al nord, le mele del Trentino, mi vengono in mente lì i pomodori, no? Che pomodori, le mele in Trentino. Sì, però la questione è, proprio stando al titolo della trasmissione, quanti ne possiamo ancora accogliere? Cioè, siamo in un momento, in una situazione in cui io credo che non se ne dovrebbero accogliere proprio più, perché con la situazione di mancanza di lavoro, di crisi, di disabili che prendono 270 euro, un disabile autistica prende 270 euro al mese, e troviamo per esempio qua un appunto, Bologna che spende 6 milioni per accogliere gli extracomunitari negli hotel. O addirittura Montagnana, senza andare tanto lontano. Montagnana che sono migranti però. Cioè, vabbè, migranti, chiamiamoli migranti, chiamiamoli extracomunitari, sta di fatto che viviamo in una situazione così precaria e così difficile che non si riesce più a dare lavoro ai nostri, non si riesce più a mantenerli, non si riesce più, la gente va, ma io vedo la gente fuori dal supermercato che va a vedere le mele marce nel contenitore della spazzatura, cioè è una situazione, io non lo so da che visuale si guardi il fenomeno, perché un conto è guardarlo dal punto di vista generale, forse le piccole cose spariscono, non si vedono, la gente che mi dice, ma mi dica signora, voi proprio che se copemo? Donne anziane, persone anziane con 200 euro, 300 euro. Cioè, dice, visto che la coperta è corta, in questo caso bisogna un attimo frenare il tutto, sì, e rimettere in gioco. Anche perché, al di là di dire, se non ci fossero le extracomunitarie non ci sarebbe... però c'è il PIL, c'è il gettito, vengono pagate le nostre pensioni. Anche questo qua è un po' da discutere, perché mi risulta che ci siano ancora le pensioni che vengono date ai furbetti che prima fanno arrivare la nonna, la zia, che secondo le leggi italiane una volta raggiunti i 65 anni deve avere aderito alla pensione, 560 euro, poi loro le mandano a casa e questi vivono in questo modo. E noi avevamo fatto una legge per eliminare questa questione, però l'INPS continua ancora a pagarlo. A me risulta che continua a pagare... Paola, se non sono qui non prendono i soldi. No. Vabbè, rimane qui il figlio o chi sia, che naturalmente non si presenta, non dice questo è per me, dice questo è per la mamma, capito? O per la nonna, che sia. Il fatto delle pensioni, poi vediamo anche quanti falsi invalidi, allora... siccome si dice che servono per pagare le pensioni, che servono perché fanno alzare il PIL, ma allora perché la nostra gente muore di fame? Cioè, è una situazione talmente complicata che probabilmente... E poi la questione del costo, perché è un costo esorbitante, perché se è vero che abbiamo il costo, diciamo, generale, parliamo sempre per l'Italia, vero? Non per l'Europa, è di 1.200.000.000, e poi si dice, ma i soldi che vengono dati il costo dell'immigrazione, che vengono dati agli extracomunitari o per l'alloggio, sono dal fondo europeo. Anche questa qua è una bella barzelletta, perché il fondo europeo ne dà su 1.500.000.000 ne dà 280. Frontex,
Quindi sfatiamo questo concetto. Quindi non sono un beneficio ma sono un costo, secondo lei? Sono un costo esorbitante, e quindi dice basta, chiudiamo le frontiere e non possiamo più sostenere. Io dico, vogliamo essere solidali, siamo solidali, però prima risolviamo i problemi dei nostri che sono qui da una vita, da sempre, che hanno lavorato, pagato le tasse, eccetera, e che adesso si trovano relegati veramente nella periferia della società. Perché? Perché bisogna essere solidali con i nuovi arrivati. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità perché siamo stati anche un po' così rapidi in tutto. Vi ricordo il numero telefonico per intervenire, mi raccomando, se volete dire la vostra, 04982 57143. Allora, quanti immigrati possiamo ancora ospitare in Italia, ma anche nella nostra regione? E poi sentiamo Ruzzante che cosa ha da dire. A dopo. In collaborazione con... Hai fatto un incidente stradale? Hai subito danni fisici? Rivolgiti allo Studio Velo, www.infortunisticavelo.com. Woody, solo tu mi sai scaldare così. Woody Pellet. Chiama il numero 0438 442 195. Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Per la tua casa, serramenti Longato, produttori di infissi in PVC e alluminio. In collaborazione con... Hai fatto un incidente stradale? Hai subito danni fisici? Rivolgiti allo Studio Velo, www.infortunisticavelo.com. Woody, solo tu mi sai scaldare così. Woody Pellet. Chiama il numero 0438 442 195. Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Per la tua casa, serramenti Longato, produttori di infissi in PVC e alluminio. Siamo rientrati in diretta, prendo la telefonata e poi sentiamo Ruzzante. Pronto, buongiorno? Buongiorno, sono Giusy, a lei suoi ospiti. Buongiorno Giusy. Allora, adesso che tanti immigrati non lavorano più e non versano più i contributi, con che cosa pagano le pensioni ai loro genitori? Essendo magari andati anche ai loro paesi, chi controlla ma se sono ancora vivi? Chi controlla? Li mandate lo stesso? Questo è uno dei tanti sprechi italiani, signori. Mi dispiace ma siamo stanchissimi. Nessuno sa se sono ancora vivi o morti ai loro paesi e continuate a mandarli la pensione. Vorrei una sicurezza e ditemi e datemi una risposta. Grazie, grazie Giusy. Allora, la risposta gliela faccio dare da Ruzzante, anche perché questa è una cosa che ha sollevato Paola Goitis. Allora, ricongiungimento familiare, arriva qui il padre, la madre, il nonno, la nonna, e pensione. Però se se ne va... L'assegno sociale va dato direttamente nelle mani della persona che si deve presentare per poter ricevere l'assegno sociale. Se non è in Italia non può riceverlo, punto, fine. Cioè, la legge dice questo. Ma come siamo sicuri per identificare? È bene che... fare la delega della mamma. No, ma diciamolo perché... Sappiamo che è così. Diciamolo perché non è corretto. Se si svolge così non è corretto. Non è corretto. Perché la correttezza è che la persona deve essere presente e residente nel territorio nazionale. E quindi sbaglia l'autorità in questo caso? Sbaglia l'autorità, assolutamente, è passibile anche di denuncia quell'autorità che consegna le risorse dell'assegno sociale senza la presenza del soggetto. Senta, sul tema generale, io le volevo dire una cosa. Allora, nel 2013 gli immigrati in Italia hanno mandato a casa 1,3 miliardi in meno rispetto a quello che capitava nell'anno precedente. Cioè significa che non riescono più a mandare a casa dei soldi perché probabilmente hanno perso il lavoro per tanti motivi. E questo dato è interessante perché molti se ne sono anche rientrati a casa, no? Certo. con alcune iniziative, accompagnamenti. Sì. Altri rimangono qui nel territorio, permangono, hanno preso la disoccupazione oppure insomma, vivono un po' anche in situazioni al limite. Sì, il fatto che ne abbiano mandati in meno non è che vuol dire che non ne hanno più mandati a casa. Però ne hanno mandato il 20% in meno rispetto all'anno precedente. Io credo che dobbiamo distinguere. Un conto è dire
l'Italia oggi ha gravi problemi e il Veneto ha gravi problemi, e su questo sono d'accordo con la Goisis. Quando io sono entrato in Consiglio regionale c'era l'8% di disoccupazione giovanile, oggi c'è il 25,2%. Ed è diverso in un Veneto che non era abituato alla disoccupazione giovanile. Gliel'abbiamo spiegato 100 volte a Zaia: devi occuparti del problema della disoccupazione giovanile. 32 imprese ogni giorno dal 2007 artigiane chiudono, ogni giorno, sabati e domeniche compresi. Questo è un problema, è il problema della crisi economica, è il problema che va affrontato con ricette diverse. Per esempio, pochi sanno che in Veneto si investe l'1,03% del proprio PIL in ricerca, che è meno di quello che investe l'Italia. È la media nazionale. No, è 1,26 la media nazionale. Ci siamo. È metà di quello che investe l'Europa, e il Veneto è tra le regioni in cui si investe meno in ricerca. Poi ci sorprendiamo se 100.000 italiani, 100.000, sono andati all'estero. Perché oggi stiamo vivendo un fenomeno che è esattamente l'opposto di quello di cui stiamo discutendo qui oggi, del quale nessuno parla. Il Veneto è la seconda regione italiana dalla quale fuggono soprattutto chi? I giovani, neolaureati, quindi altamente specializzati. Ci abbiamo messo una vita a farli studiare, lo dico come famiglie, lo dico come Stato, perché ovviamente ci costa un po'. Sul più bello che questi giovani possono restituirci in termini di idee, di progettualità, alla società, restituire qualcosa alle imprese venete, eccetera, li facciamo andare in Inghilterra, faranno felici l'Inghilterra, faranno felici la Germania, faranno felici la Francia. Sono 100.000, 50.000 sono giovani, e il Veneto è al secondo posto in questa classifica, prima la Lombardia, secondo il Veneto. Di questa cosa qua non ne parla nessuno, non se ne occupa nessuno. Guardate che questo fenomeno, sommato al fatto che non nascono figli, per cui si parla sempre di famiglia, addirittura istituiamo pomposamente in Veneto la festa della famiglia. Alla famiglia gli facciamo la festa nel Veneto. No, però era la festa. No, però attenzione, era la festa della famiglia naturale. Ma per carità, guarda, qua in Veneto non si occupano né delle famiglie naturali né quelle che sono tra l'altro la maggioranza. Però sta di fatto che noi esportiamo persone laureate, qualificate. Esatto. Anche qualche malvivente, perché ci sta, esportiamo di tutto, un purpurri, una mortadella di personalità. Ma e noi cosa importiamo? Perché poi noi abbiamo dei seri problemi, senza star qua, insomma, ogni giorno tu apri il giornale, vedi che è stata la banda X piuttosto che quella Y, insomma abbiamo a Padova no, perché a Padova sono stati risolti questi problemi, da quando c'è la nuova giunta non esiste più la delinquenza, non diciamo cose che non siamo in grado di dimostrare. In generale, se c'è qualche rapina è colpa dell'amministrazione precedente. Allora, è retroattiva, la rapina è retroattiva, sì, certo. Questa cosa qua proprio dei giovani, no? Che vanno all'estero, effettivamente, siccome il Veneto è abituato a lavorare e non a piangersi addosso, ecco che i veneti prendono e se ne vanno quando vedono che non ci sono le possibilità. Però qui. Paola, è drammatico, sì, perché certo, se ne vanno i migliori, ho mia figlia a casa laureata, cervelli. quindi non ti dico altro. Quando un paese non investe più sui giovani, alla fine... Ma qual è la questione però da sottolineare proprio doppiamente? È questo, che perché se ne vanno? Perché mi dice sempre Frontex che quest'anno sono entrati di immigrati, chiamiamoli immigrati rifugiati, insomma, l'823% in più. È chiaro, non ci stiamo, questo Veneto è piccolino, non è che ci stiamo tutti quanti, e non solo come metri quadrati, ma non ci sono le possibilità, non c'è il lavoro. Ma quindi lei dice, investendo i soldi che noi diamo agli immigrati e ai migranti, certo, e li dessimo ai giovani, perché, esatto, ai giovani, per la ricerca, per costruire lavoro, per dare possibilità di intraprendere attività in proprio e via, non andrebbero via, perché i giovani c'è un dato positivo, Paola, vanno via perché non hanno... Io sono stato molto critico nei confronti del ministro Alfano sulla gestione in Mare Nostrum, perché non è così che si fa, cioè ci si fa carico, ma si danno le risorse ai comuni per poter gestire il tema. Invece qui ho la sensazione perché c'è stato poi il problema di questi ospiti che sono stati calati dall'alto dal governo. Però c'è un dato nuovo finalmente, grazie all'azione del governo Renzi, questo bisogna riconoscerlo, l'Unione Europea sta prendendosi carico. No, certo, dal punto di vista economico, a partire dal 2015
le risorse non saranno più dello Stato italiano, ma saranno dell'Unione Europea nella gestione dell'immigrazione. Però caso vuole, è sempre l'Italia quella che paga di più, perché vengono qui, ma questa dipende dalla cartina, prima di andare uno in dal Marocco arriva in Inghilterra. Germania, sono qui in Italia, scusa, dopo ti lascio. Peccato però che il 17 aprile l'Europarlamento abbia votato una norma per la quale non sono più possibili i respingimenti. Certo. Non solo, semmai, se l'Italia, se la Francia o chi che sia, che vede che una nave sta entrando, uno dei barconi sta entrando nelle acque territoriali, deve solo ammonirli e dire: attenti che state entrando qua, tornate indietro voi. E vogliamo credere che perché l'Europa adesso ha detto che sarà del 2015, sarà tutta l'Europa che si prenderà a carico, finora non lo ha fatto. Oggi sì. Finora siamo noi, oggi sì. Italia, Veneto, che ci siamo presi carico di tutta questa situazione. Allora, noi torniamo dopo la pubblicità, 04982 57143, diteci la vostra. Allora, quanti immigrati possiamo ancora ospitare nella nostra regione e in complessivo, quindi in Italia? Peccato che questa iniziativa dell'Unione Europea non sia mai valida per paesi come Malta, alla quale vengono dati milioni di euro e Cipro, eccetera, eccetera, e tanto se ne fregano. Torniamo dopo la pubblicità e sentiamo che cosa da dirci Fal, che la situazione la conosce davvero, in prima persona. A dopo. Noi stavamo continuando il talk anche durante la pubblicità, come sempre. 04982 57143, allora diteci la vostra, dite che cosa ne pensate. Allora ne possiamo ospitare ancora, oppure insomma a un certo punto, come dice la Golsi, dire no, stop un attimo, risistemiamo un po' tutto quello che succede anche a chi risiede in Veneto, per i veneti, e poi vediamo di riuscire a farne entrare, ma soltanto anche quelli che abbiano una certa, insomma, anche qualità professionale. Fal, in tutto questo noi facciamo, allora prima di tutto noi facciamo confusione, no? Perché noi diciamo sono tutti africani, come se non dicesse sono tutti europei, perché non riusciamo a distinguere, no, su uno italiano piuttosto che... Ma poi abbiamo anche un altro problema: chi è arrivato qui, insomma, ci ha lasciato delle cattive impressioni. Abbiamo appunto romeni, moldavi, piuttosto che molti marocchini, che comunque tra bande e scorrimenti... Sai cosa? Guarda, cerco di fare un'analisi almeno per capire un attimo un po' che cosa sta succedendo. Allora, due cose sono: immigrazione internazionale e quelle del territorio. Quelle del territorio, prendo uno che delinque, io la prendo, la mando via. Non lo si può la questura, ascolta, allora aspettiamo un attimo. Il problema del governo del territorio qui, ti parlo dell'immigrazione territoriale, quando l'unica cosa che ho visto, l'ho visto in Italia, perché ho avuto la fortuna di girare un po' prendi una persona, anche che spaccia, che fa qualsiasi cosa, gli dai un mandato di espulsione, dandogli 15 giorni per lasciare il territorio in modo volontario. Uno non ce l'ha i soldi, va in cerca per comprarsi il biglietto, a parte la battuta. Teoria. Lo prendi nuovamente, gli dai un altro mandato di espulsione. In Francia tu entri nell'autobus, sei clandestino, entri nell'autobus, non hai preso neanche il biglietto, può essere un motivo di rimpatrio. Ma ci rendiamo conto, qua stiamo parlando della gestione di un fenomeno. Gli immigrati regolari qui sono stanchi, stufi di vedersi sempre messo nello stesso cerchio dicendo che sono tutti uguali. Abbiamo 85% di immigrati che sono qui, che lavorano, che hanno una vita dignitosa, che contribuiscono anche a fare la spesa nei centri commerciali, che danno almeno una crescita a questa città. Purtroppo, quando io sono un giornalista, che vedo che uno che ha rubato, che è entrato a casa di un altro, fa notizia, ma andiamo all'università a vedere quante persone si stanno laureando, andiamo a vedere quante persone si comportano bene. Queste le fabbriche, andiamo nelle fabbriche. Non fa notizia, però bisogna anche ammettere che le persone che si laureano già sono pochi di italiani, ma pensate che all'università vanno degli immigrati il 4,5%, fisicamente arrivano alla laurea solo il 3%. Quindi c'è anche lì un problema, forse poi sì, ce ne sono tanti che si laureano perché si conoscono, ma nel dato nazionale... Ma si vediamo anche l'Italia già ha questo problema, perché è ammesso, quindi in sessione accademico, di ammettere solo un 3% degli immigrati per entrare a studiare qui in Italia. 3%, proviamo a vedere quanti numeri sono. Questa pochi. Storia dei numeri chiusi, vediamo cosa è successo anche con l'esame di facoltà di vorremmo avere talmente tanto tempo per illustrare tutto quello che è la problematica. Prendiamo la telefonata da casa, pronto? Sì, buongiorno Giuseppe.
Prego. Pronto? Sì, prego. Allora, io sono un agente di commercio, giro le piccole e medie imprese. Allora, aspetta che non sentiamo bene, è un agente di commercio? Sì, giro tutte le piccole e medie imprese, partite IVA. Allora, il signore che ha parlato prima, non quello adesso, cioè noi non possiamo credere di continuare a fare economia con le start-up, con ricerca e innovazione, e poi ai miei clienti serve un meccanico, non lo trovano, serve un carpentiere, non lo trovano, cioè è un'economia che la state distruggendo. Per quello che riguarda gli extracomunitari, allora la gente non ne può veramente più, e parlo da figlio di emigrante. Mio padre ha fatto 25 anni in Svizzera, rispettava le leggi svizzere, non è andato a vendere cianfrusaglia in giro per i mercati, cioè l'economia che dicono che stanno creando è fasulla, perché si ammalano e vanno all'ospedale, ma non hanno pagato i contributi prima per andare all'ospedale. Cioè, noi ci stiamo sottoponendo a un'invasione, ma non rispettosa. Cioè, io non vado in un altro paese se non condivido le loro regole, le loro usanze e pretendo di cambiarle. Cioè la gente è stanca di queste cose qui, non possono andare sull'autobus l'italiano, pagare il biglietto e l'immigrato non pagarlo. Perché veramente guardate che i politici queste cose ancora non riescono a capire. Ci sono ancora lontani dai problemi concreti e reali, cioè si parla di altro, ma in realtà il problema del biglietto dell'autobus non pagato piuttosto che il problema del peso sanitario diventano importanti. Allora, grazie al nostro telespettatore. Posso dire un'ultima cosa? Sì. Allora, quando si parla di integrazione, di tutte quelle stronzate lì, allora io vorrei dire una cosa: conosco della gente veramente in gamba che lavora dei miei clienti, gli piace il nostro modo di vivere, condividono i nostri valori, non c'è nessun problema, ma quando lei ha un negozio di scarpe o di borse e non riesce a pagare le tasse, non riesce a tirarsi fuori la giornata, e di fronte a lei ci sono 3, 4, 5 senegalesi che vendono a nero, ma lei deve chiedere al signore lì, non ho capito se è un politico o cosa, gli deve chiedere quanto noi potremo avere ancora pazienza a sopportare tutto ciò. Ma lei ha ragione, solo che il problema sono le leggi dello Stato italiano che non vengono applicate o le leggi che mancano, perché probabilmente in altri paesi situazioni come questa. Io la devo ringraziare. Allora, siamo invasi. Abbiamo il problema comunque di un'integrazione che non funziona. Guarda, è molto preoccupante sentire questi discorsi che siamo invasi, siamo qua. Allora, qua cerchiamo di fare, io dico, guarda, se avessi la possibilità di governare anche un paese come un'Africa, certe cose io non le accetterei, perché cercherei di avere il governo del mio fenomeno. Se abbiamo visto qua i richiedenti anche asilo che sono arrivati, che l'ex governo Maroni ha dato un permesso per motivi umanitari, partendo da una legge europea, sono arrivati in Francia e li hanno respinti, sono andati in Germania e li hanno respinti. Ma perché? Perché loro hanno il governo del loro fenomeno. Noi non vorremmo. Adesso il permesso per soggiornanti di lungo periodo CE, quelli illimitati, ti consente di andare a lavorare presso altri paesi dell'Unione Europea. Questa è una legge europea. Se vai in Francia, chiedi di chiedere un posto di lavoro, sai cosa ti fanno? La Francia ha messo delle disposizioni prendendo l'ANPE, che è come il centro per l'impiego, dicendo noi diamo precedenza a quelli anche immigrati però che risiedono qui in Francia. No, quindi bisogna avere il governo del fenomeno, se non te lo governi lo subisci. E l'Italia non sta subendo. Prendiamo una telefonata, il problema è il governo, lo dico sempre, governare viene dal latino timonare, cioè saper guidare il timone di una nave, governare una nave. E allora, siccome una nave deve affrontare le varie intemperie, se non hai fatto programmazione, hai voglia tu a fare tutte le start-up che vuoi, ma alla fine io posso fare 20 anni, io credo di poter fare trasmissioni come queste anche per i prossimi 50 anni e forse non vedere nemmeno la lucina del faro. Prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno? Buongiorno. Prego. Pronto? Prego, è lei? Pronto? Sentiamo poco, ma dica. Buongiorno. Prego. No, volevo segnalare, signore di sinistra. Pronto?
Sì, lei vuole segnalare al signore di sinistra? Che quello che ha detto lui sulle pensioni degli stranieri, che vengono qui i genitori, che dicono che devono andare i genitori, gli interessati a prendere la pensione, non è vero niente, perché è falso, perché fino all'anno scorso vicino a casa mia abitava una famiglia di albanesi e ogni mese vedevo la mamma col fazzoletto tipico sulla testa, come si dice, che veniva qui 2 o 3 giorni e dopo spariva, e il mese dopo uguale. Sono andati avanti un anno e mezzo, si vede che si sentivano controllati, oppressati, sono spariti, non abitano più qui, adesso magari sono andati su un altro posto a fare la stessa storia. Perciò questo non è vero che... Quindi lei dice, trovata la legge, trovato l'inganno, quindi questo è un problema. Esatto. Io la ringrazio molto, Esatto, penso a questa pensione, porti pazienza, ma non ho tanto tempo. Posso dire un'altra cosa? Veloce. Mi scusi, posso dire un'altra cosa? Sì. Posso? Prego. Sì. Posso dire un'altra cosa? Il signore della CISL, mi sembra che ho capito, la preoccupazione loro che ha detto che era disgustato delle parole che ha sentito del signore che ha telefonato prima, lo sa perché? Perché ancora non sono riusciti del tutto a dominarci, perciò loro sono rammaricati per quello. Perché quando un domani, fra qualche anno, ci domineranno completamente, loro saranno completamente contenti. Allora, io la ringrazio per la sua osservazione, davvero molto. Allora, Piero Ruzzante, sulla questione, adesso poi questo bisogna, ovviamente noi ci fidiamo di quello che ci dice il telespettatore, allora, c'è la pensione da erogare, viene su la persona da Tirana piuttosto che da un altro paese, 2 o 3 giorni qua, e va poi a prendersi la pensione, soldi e poi ciao. Ha confermato esattamente quello che dicevo io. Però non è certo che è un imbroglio. Ma certo che è un imbroglio questo, però la persona deve essere qui. Non è vero quello che si dice, che la persona può ritirare la pensione o l'assenza sociale, uno deve vivere se qua, non è presente nel territorio. Ma deve vivere però in Italia. Ma certo, ma è non così. ci vive. No, ma non vivono, così, loro però stanno al loro non paese. la riceve se è a Tirana. Siamo d'accordo? Se è a Tirana, ma se il figlio ha la delega, questo se prima il questione. figlio ha la delega, Seconda questione rispetto alla telefonata precedente. Va il figlio a ritirarla. Non c'è ombra di dubbio che noi dobbiamo investire sul manifatturiero nel Veneto, perché è il nostro tesoretto che abbiamo. Dobbiamo investire in quella direzione, investe nel Veneto, sapendo che il manifatturiero deve innestare con nuove idee, perché sennò non regge alla concorrenza che c'è in Europa e nel mondo. Non sono d'accordo sul giudizio che lui ha dato sugli italiani ben voluti e ben amati all'estero. Sono passati 2 anni da un referendum in Svizzera, signore. Sono passati 2 anni da un referendum in Svizzera. Hanno vinto i no ai transfrontalieri. I transfrontalieri della Svizzera sono lombardi, essenzialmente cittadini lombardi. Sono stati rappresentati nel referendum come gli italiani con la mascheretta che nascondeva gli occhi, che andavano a rubare il formaggio agli svizzeri. Allora c'è sempre qualcuno che sta più a sud, dico io. Allora in questo caso è la rappresentazione che i cittadini svizzeri che hanno votato quel referendum contro i transfrontalieri italiani ci hanno rappresentato con la mascheretta di ladri e che rubavano era quella il della formaggio. gente che portava le valigie piene d'oro nelle banche. Esatto, quelli no, ma quelli, Daniela, quelli li accettano, quelli sono transfrontalieri che vanno benissimo. Un tipo di transfrontaliere che va bene, però detto questo, però non possiamo neanche fare un paragone perché non è Europa, la Svizzera non è Europa. Le regole vanno rispettate da tutti. Se un immigrato non rispetta le regole va portato nei confini, cioè non esiste che le regole non vanno rispettate. Prima ha detto, gli puoi dare 5 fogli di via e questo se ne frega. Ma che sono differenze? Vai in Francia, non ti danno mica il foglio di via. Dopo la pubblicità la lasciamo sfogare. 049 82 57 143, diteci la vostra. Ma allora, le dobbiamo ancora ospitare oppure basta? Chiudiamo a chiave la frontiera del Veneto e stiamo qui tra di noi. A dopo.
Siamo tornati con la diretta 049 82 57143, Paola Goisis. Sì, è il tema delle regole. Infatti in Europa ci sono molte più regole e soprattutto vengono rispettate. In Italia cosa succede? Il carabiniere di turno che ti arresta lo spacciatore o chi è andato a disturbare o chi è andato a rubare in un appartamento, tante volte, perché ce lo dicono, si sentono veramente frustrati i carabinieri, perché stiamo pagando con i nostri perché soldi, dice che cosa facciamo? Tanto lo prendiamo, stasera è già fuori. Stasera è già fuori. Perché stasera è già fuori? Perché purtroppo abbiamo una magistratura, bisogna dirlo, una magistratura che cosa fa? In nome, in virtù di non so quale solidarietà, va bene, prende e lo manda fuori. Ma allora dov'è? È la legge. No, aspetta, non è che la magistratura è solidale col delinquente, perché ascolta, non me ne vogliono. No, ma perché ci vengono a dire, io ho sentito di un magistrato, e questo è venuto fuori dappertutto, che a fronte di un extracomunitario che aveva stuprato, violentato, picchiato a morte la moglie, lo ha assolto perché ha detto questa è la loro cultura. Allora possiamo accettare. Non c'entra, ci sono delle leggi in Italia che vanno rispettate. Perché è la loro cultura, l'avrete sentito anche voi, ma non esiste, non c'è una cultura di quelle che... No, c'è, gli islamici picchiano, ammazzano, per carità. Goisis, è anche vero che tutti i casi di femminicidio sono tutti di uomini che ammazzano le compagne, ne sì, vediamo certo, ma mica solo gli immigrati, ci sono tanti italiani e sono di solito famiglie... Ma ci bastano gli italiani, non abbiamo bisogno che arrivino famiglie regolari. Gli altri naturali. Non abbiamo bisogno che arrivino altre popolazioni, non è che sono tutti islamici, perché per esempio i cinesi, non ne parla nessuno, per forza vanno tutti via rimorti con l'aereo. Vabbè, questa è una battuta. I cinesi vanno bene, quel ricolore non va bene, il moldavo, il romeno è così, e allora abbiamo delle preferenze in materia di immigrazione, perché quelli che non ci danno fastidio ma che magari ci rovinano l'economia per i prossimi 20 anni vanno bene. Telefonata da casa, pronto, buongiorno? Non è così neanche, non si può... Pronto? Buongiorno, Maria da Padova. Non sentiamo bene, può parlare più forte? Maria da Padova. Prego Maria. Buongiorno, senta, come il titolo, immigrati quanti ne possiamo ancora accogliere? Addirittura io direi di cominciare gradatamente a mandarli a casa, non solo non accoglierne più, perché io ho mio figlio disoccupato, laureato e non trova neanche in un bar fa servizio, ok? E questo non va bene, sono qui per prenderci i nostri diritti in tutti i sensi, pensioni, sussidi, di quello che avete parlato poco fa, dei vecchi che vengono qui e poi se ne tornano a casa con una pensione. Ma che paese è questo? Ma scusate, non si può mica andare avanti così, E poi c'è quel bravo signore lì, io lo chiamo ruspante, ma non vedete che si arrampica sugli specchi, non sa più cosa dire, perché non ha un minimo di ragione di quello che dice. Come si dice? E poi, chi è il governo? Chi deve cambiare le regole? È il suo partito o no? Allora... Però negli ultimi 12 anni, per 8 anni hanno governato i signori della Lega e della destra. Non mi sembra che le regole che non sono applicate siano da imputare solo a chi sta governando dagli ultimi 2 anni. Si ricorda Berlusconi, ha governato 8 anni negli ultimi 12. E allora queste regole vanno rispettate. Allora, le rispettiamo anche coi telespettatori. Ma mi piacerebbe che signora Maria, un po' di cittadini che utilizzano badanti straniere o lavoratori nelle fabbriche straniere... Un'ultima cosa, perché sono arrabbiatissima. Tant'è che quasi mi sfugge. Ecco, perché veramente mi dà il cervello, non ce la faccio più. È esaurita da questa situazione. Certo. Mio figlio laureato non riesce a trovare neanche questo è il problema, signora. Posto misero. E non è che non abbia voglia di lavorare, Ma certo, perché se gli dicessi cose non è... Allora, signora Maria, io la ringrazio davvero per il suo punto di vista. No, scusami, però voglio chiarire, perché forse ci siamo capiti male. È chiaro che il problema della signora Maria è vero. Ruzzante, però è inutile che diciamo il problema è Maroni, la Bossi-Fini, e se sempre quello. Cioè, il problema è chiaro che è l'origine di tutti i mali, e sono d'accordo. Però la gente
si aspetta una risposta qui subito, allora, ora. La risposta alla signora è che io da mesi chiedo che la Regione Veneto finanzi una cosa semplicissima, che i giovani neolaureati possano essere inseriti all'interno delle imprese venete per aiutare e sostenere le imprese, perché significa creare tanti posti di lavoro, certo. Perché quando una buona idea viene portata dentro a un'impresa significa far lavorare migliaia di persone, e che la Regione Veneto dia un contributo di risorse per pagare questi giovani cervelli. Ma adesso Renzi gli ha tagliato i fondi. Non è vero, ma non è vero, ma non stiamo a dire cose che non sono la realtà, perché su questo proprio sta investendo proprio sui giovani ricercatori. Se ci tenessimo 20 miliardi... Questo è il problema della signora. Cosa c'entra la badante o l'immigrato che è inserito all'interno della fabbrica? Che nessuno vuole cacciare, perché se cacci quello non sai chi far lavorare dentro la fabbrica e non sai chi far lavorare come badante. Perché sono tutti laureati. Ma io credo che sia... No, ma senta, cosa va a fare il giovane laureato? La badante, dai. Senta, è la guerra dei mondi, l'invasione, ci state invadendo, cioè questo è il vostro Ma è vero anche questo, è vero. Piano Calergi, Calergi. Quando sento che purtroppo, perché le cose non funzionano in Italia, danno colpa a questa percentuale minima di immigrati, vuol dire che veramente non siamo capaci almeno di governare un paese. Allora, quando il problema degli immigrati, stiamo parlando di quanto costano allo Stato. Quanti soldi loro versano allo Stato? Te lo dico io il PIL che fanno? Allora, ce l'avevo qua del rapporto. Il PIL costa 2.400 euro al mese. Loro fanno il 12% del PIL, un punto vale 16 miliardi. Allora, sono l'8% della popolazione e fanno il 12% del PIL. Io voglio chiarire una cosa. Io ho il dati che costa 2.400 euro al mese. Allora, ma se fanno il 12% del PIL, sono dati più di 2.400 euro. Questo rapporto OCSE, il rapporto OCSE dice che fanno il 12%. Vedi la confusione che c'è, la confusione che c'è. Qui posso tirare, guarda, c'è il libro qua, posso tirarli fuori i dati. Io il libro leggo, ma i dati questi parlano di quelli che sono entrati tramite i barconi, che sono soldi stanziati dall'Unione Europea. Noi stiamo parlando di quelli che sono qui, che lavorano, che versano 7 miliardi di euro nelle casse dall'INPS, e ogni giorno abbiamo migliaia di persone presso le questure che uno paga 14 euro di marca 16 euro di marca da bollo, minimamente 100 euro per il rinnovo del permesso di soggiorno. Questi soldi dove vanno? Per richiedere la cittadinanza italiana ti fanno pagare 200 euro. Questi soldi qua dove vanno? Non esistono. I pediatri hanno bambini, se non ci fossero i bambini immigrati non ci sarebbero pediatri italiani. Bisogna andare, informarsi, capire bene quando si parlano di soldi. È vero però che gli italiani hanno la sensazione che loro riescano meglio, perché delle volte vedi la famiglia con 4 maestri, insegnanti dovremmo licenziare se non ci fossero i bambini immigrati. Daniela, la disinformazione. Paola, tu sei occupata di scuola. Se non ci fossero bambini immigrati nelle scuole, quanti insegnanti dovremmo licenziare? Non è per nulla che hanno stabilito i decreti flussi, perché l'Italia ha bisogno di questa manodopera e sanno bene che questi qua contribuiscono alla crescita del paese. Ma bisogna essere coerenti. Alle famiglie nostre, anche le nostre famiglie farebbero figli. E purtroppo mi piace molto quel numero che è stato detto prima. In Italia abbiamo 5 milioni,8 di extracomunitari. L'Italia paga 5 milioni di bambini non nati, e non voglio andare oltre. 5 milioni di bambini non nati che sono stati sostituiti da 5 milioni di extracomunitari. Allora, se lo Stato, anziché dare adesso anche la bella barzelletta del bonus bebè, chi è che prenderà il bonus bebè? Tutte le famiglie degli extracomunitari che hanno 4, 5, 6, 7, 8 figli. Grazie. Perché i nostri non possono fare figli? Perché purtroppo lo Stato ne ho 2 nipoti. Io ho già dato. Ecco, io ho già dato. Ma voglio dire, no. Dare in politica paga. Questa è una cosa, fammi finire. Questa è una cosa seria, perché sai quanti giovani non si sposano, non fanno figli, perché non possono mantenerli, non hanno il lavoro nemmeno loro, però quando poi vanno o dal ginecologo o in ospedale ti trovi gli extracomunitari, le donne poi in modo particolare, tutte con la pancia così, sono loro che vengono incinta, non è che sono gli uomini. Ma scusa, ma perché deve assistere la donna che va a farsi visitare, non paga mica? Pagano, i nostri però si pagano tutto. Allora, dov'è il problema? Non dire le tasse come noi.
non questi qua che vengono dentro così. Che lavorano, io non so mai pagano stato 12%. Guarda, io tu vivrai in una città, adesso non lo so se sono ragionamenti che ma chi vive nei paesi li vede giorno per giorno, momento per momento, la gente che entra in ospedale, scusa Paola, immaginiamo, c'è stato anche un bellissimo film di Diego Abbattantuono, assolutamente, nel quale dalla mattina alla sera gli anziani se ne andavano via tutti gli immigrati. Gli anziani, gli anziani, sai cosa succede? Che non possono neanche, non c'è più nessuno che si occupa degli anziani. A scuola dobbiamo chiudere metà delle scuole italiane perché non ci sono bambini a sufficienza. Lasciamo a casa medici e pediatri. Se danno qualche supermercato perché vanno a fare la spesa, no? Si parlava fanno della Francia. parte del Francia, quanti soldi scusate, la vedete la scritta? La vedete la scritta? Perché nascono tutti uguali. Allora, la promessa, come c'è break, c'è fine della trasmissione, è break. È troppo breve un'ora. Lo so, signori. Allora, io vi rinvito sull'argomento, ma rinviterò anche molto volentieri Fale a spiegare alcune dinamiche, perché no, sembra sempre poi che l'immigrato riesca a intrufolarsi in ambiti che sono particolari. No, viene applicata la legge. Chiaro. Quale legge? Quella dello Stato italiano, Madame Messi. Perché quelli che stanno lì a vendere le scarpe per terra, le borse, non seguono la legge. Il fatto di dire che queste, allora bisogna dare l'informazione corretta, perché questo crea confusione e va a mettere la gente a scontro. Allora, gli immigrati non fa, allora io secondo me di quello che vedo usano quelle previste per la normativa. Vi saluto, grazie Paola Gozzi, prima Veneto punto, ecco, grazie a Fale della CIS di Padova, grazie a Piero Ruzzante, che ora chiamerò Ruspante, consigliere del Partito Democratico, grazie a tutti i telespettatori e ore 13 torna domani, grazie, arrivederci. Perfino la Caritas. In collaborazione con Hai fatto un incidente stradale? Hai subito danni fisici? Rivolgiti allo Studio Velo www.infortunisticavelo.com. Woody, solo tu mi sai scaldare così. Woody Pellet. Chiama il numero 0438 442 195. Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Per la tua casa, Serramenti Longato, produttori di infissi in PVC e alluminio.